Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Questa sera la puntata di Casa Peretti la voglio iniziare con un ricordo ad un amico che pochi giorni fa mi ha lasciato e che mancherà. Eravamo musicalmente molto diversi, io molto pop, lui estremamente punk, tantissimo punk. Per lui quel tipo di musica è stata la colonna sonora della sua vita. E proprio il prossimo brano parla di mondi meravigliosi, dove i colori dell'arcobaleno sono anche nelle facce delle persone. Bene, lui l'arcobaleno non solo ce l'aveva colorato sul viso, ma ce l'aveva impregnato dentro al cuore. E speriamo che nel mondo dove adesso lui possa sentirci e magari farsi anche qualche risata, perché sentire Casa Peretti, un brano punk, cioè è una cosa particolare. Ciao Carlo. Ciao. Trees of green, white roses too. I see them bloom for me and you, and I pray to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blossom day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow are so pretty in the sky, are also on the faces of people walking by. I see friends shaking hands. Say, do you do? They really say, I love you. I see baby cry. I watch them you. I learn much and more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful. Ciao Carlo. E torno sui miei passi, adesso sì, è inevitabile. Percorrerò a ritroso un viaggio che mi costa lacrime. Mi aspetta un mare di tranquillità, tempeste che ho già superato anch'io, in tutte le promesse disattese
ostacolo, sprecando quasi tutta l'energia, convinto che il mio mondo fosse là, per sempre disponibile, per sempre, senza dolore, senza falsità. Concerto dentro me, la mia strada so qual è. Siamo foreste, montagne inviolabili, ma poi a sorprenderci è il sole che dissolve le ombre intorno a noi. Impariamo a sperare un po' di più, a camminare, a sognare insieme, a braccia aperte, col sorriso e un po' più di umanità. Le voci degli amici a volte sì, restano anonime, perché non si riesce a entrare mai in certe anime. Avrei voluto credervi di più ed ascoltare ancora una bugia, ma questo tempo non ci lascia scampo, noi prigionieri della nostalgia. Un concerto dentro me, il mio posto è accanto a te. Che vite le nostre, mille storie nascoste, verità. Una sera di queste mi riprendo il coraggio e torno là. Che mi manchi davvero, vita mia, le mie radici, la mia coscienza. A braccia aperte, rincontrarti un piacere, libertà. Alessia Chelucci, Buonasera, ciao a tutti a casa, buon venerdì. è il vostro Enrico Pedretti. Fabrizio Regia, buon lavoro. Ci siamo tutti. Renato Zero, a braccia aperte. A braccia aperte, col sorriso un po' più di umanità. Allora Alessia, diamo i numeri? Che detta così sembra una cosa particolare, ma diamo i numeri, quelli seri. Quelli seri, Quelli dove loro sono protagonisti. Ma dalle tu, dai. 348 80 40 254 per poter noi ricevere i vostri messaggi. Brava, brava. Auguri e quant'altro. Soprattutto richieste come quella che arriva adesso. Oddio, cosa facciamo? Ma come? E c'è la scaletta lì, grossa così. Sì, ma tu non è che la segui mai. No, non la quindi. seguo proprio mai, però visto che abbiamo parlato di cosa serve questo 348 80 40 254, anche non solo per i compleanni, gli onomastici, le feste private, voi mandateci tutte le vostre foto possibili e immaginabili, ma Bello. anche per le richieste musicali. E l'altro ieri è arrivata questa richiesta. Ti ricordo quando di- la Chelucci Sì. drizza il ditino e mosso. No, No, mi hai no. detto di ricordarti poi di mettere il reverbero Sì, a posto. sì, ma certo. Te lo dico così davanti a tutti. Ma così proprio live, Vai, d'amblè, vai, d'amblè. vai. Ok. Ok. Alghero, per voi. Andiamo ad Alghero, dai. Vamos. Venite con noi amici a casa, tutti. Musica è come musica, il desiderio regna nella mente del leopardo senza voglia di tornare. È come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirena come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero su spiaggia assolata
Signora, la mamma di Chelucci non va ad Alghero, resta qui a Luserna. Voglio andare a Luserna, voglio andare a Luserna, c'è Peiretti che canta. Musica, la sabbia è musica, cristalli scintillanti sulla pelle dopo un'ora di un tramonto caldo e mite. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, su spiagge assolate mi parli in silenzio con languide occhiate. Sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero, le corse sfrenate su moto cromate di sera l'estate. Brava. Che scandalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Alghero, Giuni Russo. Adesso lo sa, Lo sa, lo sa. in diretta nazionale. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Che scandalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero. Che scandalo da sola ad Alghero con uno straniero. Non è vero, non è vero. È vero o non è vero? No, non è vero. Cioè, Non è vero. no, devi dirmelo se vai via, anche perché se vai via tu poi ti segue la zia Marta. E come Esatto. facciamo qui senza la Chelucci, senza Juanita e senza la nostra È zia? più la zia Marta che ha fidanzati a destra e a sinistra. Posso fare un ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni si sono collegati sul nostro canale YouTube e sono quasi 1300 persone che si sono riviste la Grazie. puntata che abbiamo girato in quel di Luserna. Già. Cioè, sono tante, Son ragazzi. tante. Grazie. Io vi bacerei uno per uno. Anche tu, signora Maria, che stai cucinando i broccoli, un bacino te lo darei anche a te. Ma anche Insomma, stamattina che ho fatto un giro al mercato abbiamo visto il video, che bello, grazie. Comunque, visto che vogliamo andare ad Alghero, secondo me c'è proprio dentro di te, dentro di me, una voglia, ma proprio una voglia d'estate. Sì, questa sì, qua. c'è. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza un lamento, è cambiato come cambia il vento, vento d'estate. Io vado al mare, voi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. Ho pensato al suono del suo nome, come cambia in base alle persone. Ho pensato tutto in un momento, ho capito come cambia il vento, vento d'estate. Io vado al mare, voi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. 348 80 40 254, fatevi sentire, amici a casa, noi siamo qui per voi, ok? Tutti! Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento. Ho pensato al suono del suo nome, come cambia in base alle persone. Ho pensato tutto in un momento, ho capito come cambia il vento, vento d'estate.
soprattutto non ci perdiamo neanche i nostri sponsor, quelli che sono importanti. facciamo un applauso ai nostri sponsor, che grazie a loro sponsor. anche voi a casa potete divertirvi in quest'ora musicale, grazie agli sponsor e soprattutto grazie alla fiducia che ripone in me tutto lo staff di Rete 7 ogni sera. Grazie di cuore, non lo dico mai abbastanza, comunque grazie Piero, grazie tutti e ancora tutti. Pubblicità. Il prossimo brano invece, mia cara Chelucci, lo dedichiamo a tutti loro, perché anche quando fra 100 anni Casa Pieretti non ci sarà più, E neanche noi, fra 100 anni. parla per te. Ah, boh, scusa. Noi resteremo, anzi voi resterete sempre i nostri amici, per sempre. Essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano, ci separano e ci oppongono. Si può essere amici per sempre, anche quando le feste finiscono e si rompono gli incantesimi. Si può anche venire alle mani, poi dividerci gli ultimi spiccioli, non parlarsi più, non scordarsi mai. Gli amici ci riaprono gli occhi, ci capiscono meglio di noi e ti mettono davanti agli specchi anche quando non vuoi. E campioni del mondo, poi non mare di guai, per gli amici rimani chi sei, sarà il branco che viene a salvarti se ti perdi. Puoi alzare barriere, litigare con Dio, cambiare famiglia e città, strappare anche foto e radici, ma fra amici davvero non c'è mai un addio. Può essere amici per sempre, anche quando le donne non vogliono, e per vivere devi scegliere. In amore sei dentro, sei fuori, un amico ti lascia anche vivere, non ti scredita, non si vendica. Che neanche una madre così, senza chi mi sbatteva nel muro, forse
amici per sempre, per sempre. Grazie Alessia che mi supporti in questa mia idea di cantare questo brano complicatissimo, infatti veramente molto complicato. non è andato così male, tutto No, mi sono solo sommato. dimenticato una frase, vabbè. era la frase che faceva scusa, gli amici colpiscono duro che neanche una madre, così ho dimenticato. L'ha fatta adesso, siamo a posto. Va bene, facciamo un montaggio. Certo, in copia e incolla. non si può. Siete pronti ragazzi a leggere insieme a noi tutti i vostri SMS che sono arrivati? Yes. Ma prima dei messaggi devo fare i complimenti a Rosalba che ieri si è aggiudicata la nostra crema, la nostra crema alla bava di lumaca. Rosalba da Venaria. Complimenti. Rosalba. E adesso andiamo a leggere tutti i vostri SMS e WhatsApp che sia. Vai. Ciao, un saluto di cuore al tuo amico che non c'è più e un abbraccio a te Alessia da parte nostra, Tati e Kevin. Ciao ragazzi, ma che bello Kevin. Wow. Vabbè, scusa, bello Kevin, parliamo anche di Tati, per Sì, favore. bella Tati, bello Kevin, bellissimi tutti e tutti e due. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, bentornata Elena. So che era in viaggio ed è tornata. Infatti la prima cosa che mi ha scritto oggi, tornerò stasera, la prima cosa che farò a casa, accendo sul 13. Brava! Dolce cuore mio, se guardare avanti ti fa paura e guardare indietro ti fa soffrire, guarda accanto a te, lì ci sarò io. Ciao Carlo, amico speciale. Ciao. Come ho detto prima, era una persona che aveva l'arcobaleno dentro il cuore. Che bello. Sono il grande puffo, puoi fare fotografie dei poo dedicate alla mia puffetta, i puffi a me cari. Ciao, siete molto bravi, a presto, grazie. Devo impararla bene fotografie, molto difficile, gran bel brano però, bravo grande puffo, ottima scelta. Complimenti ragazzi da Mauro e colleghi. Ma Ciao, cosa grazie. c'è dentro la pentola? Non riesco a capire, il bollito? Hanno fatto il bollito? Non lo Ha so, fatto, sai. mi assomiglia quel bollito. Mi dicono sempre, tu sei bollito. Vabbè, insomma. Grazie ragazzi, grazie per aver ricordato Carlo, uomo gentile con tutti. Ornella da Lusernetta. Sì, ogni volta che abbiamo scambiato qualche frase, lui continuava a sorridere, anche se lui mi parlava di punk, io non capivo niente. Voi di Casa Peiretti siete i miei preferiti. Ogni venerdì è un piacere ascoltarvi. Un abbraccio ad Enrico, Alessia e zia Marta, che è sempre una simpaticona. Ciao Tony, grazie. Grazie Tony, un abbraccio, grazie mille. Famiglia Peiretti, la musica dei sogni. Ciao amicone e un grosso abbraccio alla bellissima Alessia. Ciao Maurizio Villadossola, grazie caro. Ciao Maurizio, grazie. La Y va bene Fa lo lo stesso. stesso. Ha invertito le due Y. Enrico, Alessia, avete il cuore grande. Ci uniamo alla vostra dedica per Carlo. Ora anche il nostro amico o un nodo. A chi lo dici? Immagino voi. Vi vogliamo bene. Grazie dei Total Black. Ciao, grazie. Io ho evitato di guardare il ritorno televisivo durante il tuo brano perché un caro saluto da Paola e Bruno. Sei unico Enrico, ma no. Io so che... Siamo tornati, forse c'era un attimo di calo internet. È rimasto... Ok, andiamo avanti con i messaggi, vai Alessia. Buon venerdì cari amici da Alfonsina e Germano. Grazie altrettanto a voi. Ciao ragazzi. Ciao. Buon fine settimana e buon weekend a tutti, bravissimi, ma ormai lo hai detto. Laila, l'ho detto. ad Alghero, Lo so. la tua mamma, Laila, Lo so. Laila. Vabbè. Pensa che quasi mia suocera, nel senso avrebbe mai potuto diventare mia suocera, chi lo sa. Un saluto al mio dolce amore Matteo, ti amo come il primo giorno. Oh, che questo è bello. importante perché a volte la routine spazza via quel primo giorno, invece continuate ad amarvi sempre come il primo minuto che vi siete incontrati. Non scherziamo che facciamo andare in vacanza la Chelu, lei deve stare sul 13. A proposito, un bacio da Antonio Di Susa, buon fine settimana. La Chelu Ma che è bellissimo. Juanita, adesso anche la Chelu. Ciao Enrico Peiretti, Casa Peiretti, complimenti per la trasmissione di ieri sera con i Total Black. Ciao Alessia Cherucci, siete meravigliosi, buona serata a tutti, anche alla regia. Vi vedrò con la replica. Buona serata e buon weekend a tutti. Antonio Primicelli, Rivalta di Torino, buona replica. Grazie, Antonio, Ricordiamo che se volete rivedere questa puntata alle 23:30, sempre solo sul 13. Ciao Enrico, ciao Alessia, complimenti, duetto fantastico. Vi voglio bene, un abbraccio con il cuore da Davide da Barge. Buon weekend, Casa Peiretti, a lunedì. Vi seguo sempre, bravo, sempre nomadi. Ciao Davide. Ciao Davide. Cacciano Sì, sì, Davide. sì. Sono certa che vi sta pensando. E come non pensarvi ogni sera qui con voi, grazie. Buonasera Alessia ed Enrico, che Lucina sei tornata, povera zia Marta era sfinita. Sì, è vero. A fianco a me, che bello sentirvi cantare, sarebbe utile alla nostra bella cittadina aumentare gli eventi.
farla conoscere. Baci Patti da 74. Di che cittadina? Parla della nostra cittadina e tu te la stai mettendo tutta come proloco, come tutto a fare Ma degli perché eventi. Patti è di Luserna? Patti è di Luserna. Ah, ciao Patti, non so. Sempre i numeri 1, musica splendida. Enrico, sei molto carino. Grazie Dani, grazie. Ho la maglia con scritto pace. Non andrebbe solo sulla maglia, bisognerebbe so. scriverlo su tutti i muri del mondo. Ciao Enrico e ciao Alessia, bravi come sempre. Buona serata da Giacomo e Silvana. Ciao ragazzi. Non solo sui muri, bisognerebbe scriverlo su tutti i cuori e i cervelli del mondo. Ciao a tutti, saluto mia mamma e mio papà, vi voglio bene, bravissimi anche voi. Chi sei? Grazie. Come si chiamano? Così salutiamo anche noi. Dai, mandaci anche una foto. Dai, grazie. Ciao Casa Peretti, belle canzoni, mi piacete sempre di più. Tutti, grazie di darci un po' di serenità. Un abbraccio, Gabri da Grugliasco. Grazie Gabri. Grugliasco. Amore. E questo è meraviglioso. Sì. Ciao Patato. Vediamo un po' se c'è un messaggio inerente alla fotografia. Arriva a volte arriva dopo, a volte arriva prima, a volte non arriva. Comunque Inerente, perché è nero. Sembra un po' il mio chicco. E questa signora come si chiama? Ah, questa signora, attenzione. Wow. Dobbiamo fare gli auguri, la mamma del Fabri, auguri signora, buon compleanno. Non che il regista, così lo sappiamo tutti. Auguri mamma Luciana, la regia. Luciana si chiama, ciao Luciana. E che bella mamma. Hai un figlio che è una meraviglia, posso dirtelo? È una meraviglia. Vero, verissimo. Ha preso a cuore, ma insieme a tutti gli altri registi e di Casa Peretti ha preso a cuore il nostro progetto. E all'inizio devo dire, mia cara signora, che suo figlio a me faceva così. Ma aveva un po' Peiretto, ragione. Peiretto, di qua non devi stare, guarda la telecamera, spostati, fai. Però se adesso la trasmissione è questa, è anche grazie al suo figlio. Un abbraccio signora Luciana e tanti auguri. Auguri grandi. Abbiamo ancora grandi. tempo per un brano, mia cara Chelucci. Sì. Allora, cosa facciamo? Ah, sì, facciamo un brano. Fammi sapere, cosa facciamo? Questo qua, così facciamo un altro grande omaggio a una grande artista come la Carrà. Perché poi è stato fatto in questi giorni Sì, all'Eurofestival, a Torino, sì. insomma, un po' troppo riduttivo. Noi andiamo a cantare questa canzone. Io non vivo senza te. Alla voce Alessia Chelucci. Riscoprire io e te la ragione di essere, cosa grande, cosa che ora io stento a credere, o chiamanti io e te, dolci emozioni dentro me, ma così inspiegabili, anima mia, la mente piano piano che va via, la vita tua come fosse mia, il cuore accelerato alla follia, anima mia, non andar via, io non vivo senza te e non so come dirtelo, perché uno come te non saprei inventarmelo, io non vivo senza te.
Luci, io non vivo senza te. Un brano della nostra grandissima Raffaella Carrà. E adesso una cosa che fa rima con la... Pensa quante volte l'ha lanciata la Carrà. E adesso noi la lanciamo. Come faceva lei? La Carrà lanciava la Pubblicità. Eccola qua. qua. Bentornati amici a casa, pronti per questo ultimo tempo di questa settimana. È l'ultimo. Troppo in fretta. Ma non è vero, sì, ok, d'accordo, ti do ragione. Però attenzione, dobbiamo dare una notizia importante: che lunedì non andremo in onda, ma torneremo martedì dal vivo qui per voi. E quindi mi raccomando, lunedì. Comunque seguite lo stesso, perché ci saranno delle sorprese. A proposito, 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi. Perché non finire la settimana con qualche altro bel messaggio da parte dei nostri amici a casa? Per le vostre richieste, questa è proprio una di quelle. Ti lascerò. Sì. Cantate con noi, Inizio io. Inizia tu. Ti lascerò perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. E ti lascerò vivere, Ti lascerò ridere, ti lascerò, ti lascerò e lascerò ai tuoi sorrisi la voglia di scoppiare e il tuo orgoglio lo lascerò sfogare. e ti lascerò credere, Ti lascerò scegliere, ti lascerò, ti lascerò. Anna Oxa, Fausta Leali. E ti lascerò vivere, ti lascerò vivere, ti lascerò, ti lascerò. Ti lascerò. Adesso, mia cara Chelucci, sì, abbiamo ancora tempo per un paio di brani. Nel frattempo stanno arrivando gli ultimi messaggi di questa settimana. Mi fai un brano, ma così ci tiriamo un po' su l'allegria. Parla con me, Eros Volentieri. Ramazzotti. Eccolo qui.
Hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore. C'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò. Vorrei capire di più quel malessere dentro che tu. Parla con me, tu provaci almeno un po'. Non ti giudicherò, perché una colpa se c'è non si può dare solo a te. Parla con me. Poi quando hai visto come anche il futuro per te lo vedi come un mare in burrasca che fa paura, lo so, io non ci credo, però che almeno un sogno tu non l'abbia in tasca. Ma perché quel canto asciutto non tenerti dentro tutto? C'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò. Vorrei capire di più quel malessere dentro che tu. Parla con me, dimmi che cosa c'è, io ti risponderò. Se vuoi guarire però prova un po' a innamorarti di te. Non negarti la bellezza di scoprire quanti amori coltivati puoi far fiorire, sempre se tu vuoi. Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò. Vorrei capire di più quel malessere dentro che tu. Parla con me, tu dimmi che cosa c'è, io ti risponderò. Se vuoi guarire però prova un po' a innamorarti di te. Parla con me. Alessia Cherucci, parla con me. Grazie. Ma io ci parlo ogni tanto con te, ogni tanto però non ci capiamo, però ogni tanto ci parliamo. Sì, ma non ci capiamo e apriamo una parentesi. No, casa, no, no, casa no, Vianello, no, no, non possiamo. Perché io ti no. parlo e tu non ascolti. Amici a casa, ma è sempre così, cioè hanno sempre Ma è ragione così, loro. Probabilmente sì. E poi finisce così, ma non me l'avevi detto. Ah, è che erano osticosi a loro. Amici a casa, secondo me succede anche a loro, scriveteci un messaggio che non ve ne frega niente, ciò che insomma, ok. Andiamo avanti con i loro messaggi, ok? Perfetto, vai Fabrizio. Non è vero che non ti ascolto mai, Fabrizio. Se la Cherucci ha preso il microfono e viene verso di me perché ho la calamita. Stai al tuo posto, anche Scusa, senza l'asta, guarda. stai lì. Ok, se no sai che Fabrizio è su queste cose puntiglioso, tiene, hai ha ragione. ragione. Juventus, come sempre unici, un bacio alla mamma Franca, ti vogliamo bene, Minox e Tata, ciao mamma Franca, ciao Minox, ciao Tata, grazie. Ciao, sono Alessandro da Aglie, siete bravissimi, Casa Peretti, vi guardo tutte le volte che posso, mi fate ascoltare 3000 parole di Sonia Fortunato, grazie mille. E è già arrivata questa richiesta, io non trovo la base di 3000 parole. Non la conosco, Non devo c'è proprio la ammettere base, o questa la mia- imparo pianoforte e voce, altrimenti non so proprio come fare. Sei bella da morire, Homo sapiens, Enrico me la canti, Maurizio Villadossola, sempre complimenti alla regia. Vediamo se non riusciamo a farla questa sera, ormai che la puntata giunge al termine, la mettiamo in programma per la prossima settimana, caro Maurizio. Tanto non ti perdi una puntata, quindi di ciò ne siamo veramente, veramente orgogliosi. Visto e piaciuto, chi è? Cos'è? Boh, non so. Cotto e mangiato, Esatto. visto e piaciuto. Comunque Vabbè. grazie.
Non lo so cos'è. Ciao Enrico, sono Diego d'Asti, vorrei ascoltare Per me per sempre di Ramazzotti. Grazie Diego. L'abbiamo fatta inizio settimana, Diego, ma la rimettiamo in programma. Ricordo che se volete rivedere le puntate le trovate tutte sul nostro canale YouTube Casa Peiretti. Ciao Enrico, ciao Alessia, vi ringraziamo per la bellissima Ti lascerò, siete bravissimi, grazie mille, buona serata da Wanda e Marco Di Barge. Grazie ciao a Wanda, voi. ciao Marco, Ciao. grazie. Siete bravissimi, grazie. Chiunque grazie tu mille. sia, chiunque, io lo dico sempre, Sì. chiunque sia, grazie, non si è Comunque firmato, c'è la privacy, ci può anche stare. Buonasera, potete mettere Vivo per lei di Bocelli? È un altro brano che mettiamo in programma di sicuro per la prossima settimana, un brano gettonato, Molto. gettonatissimo Vivo per Anche lei. bellino, anche quello. Se ti piace, Sì, a me ti sì. piace Vivo per lei? Sì. Andiamo avanti con Antonello Venditti. Questa però viene bene soltanto se la cantate con me a casa. Proprio tutti, dai. A squarciagola. L'amministratore domani di condominio deve chiamare Rete 7 e dire basta, non se ne può più. Bravi da Grande Puffo, ciao Grande Puffo, grazie. Urlatela questa. Ogni volta che parlo di te, tu fai parte o non parte di me. Ogni volta che piango per te, tu fai parte o non parte di noi. E mille nuovi amori cercherò per non amarti più, ma mai nessuno al mondo sarai tu. E stanotte la passi con lui, ma ogni cosa ti parla di noi. Ogni frase, ogni gesto che fai è già stato vissuto da noi. Chiudo gli occhi e pensi che le sue mani, la sua pelle, no, non sono me. Ogni volta che parli di me, faccio parte o non parte di te. Ogni volta che piangi per me, faccio parte o non parte di noi. A tutti i nostri amici tu dirai di non amarmi più, ma solo io saprò a chi pensi tu. Voglio te, voglio te, voglio te, perché tu sei parte di me. Voglio te, voglio te, voglio te, fino all'ultimo sguardo, all'ultimo istante, all'ultimo giorno che avrò. E io voglio ringraziare Fabrizio in regia, Grazie Fabri. Giuliano Falco, sempre, Ciao, sempre. Giuli. E il falco va, il falco viaggia. Una elegantissima, strepitosa, bellissima Alessia Juanita Chelucci. Grazie. E un abbraccio immenso, ma proprio immenso a tutti voi, ma proprio tutti, e potrei contarvi. No, siete troppi. Però grazie di cuore per tutto ciò che fate per me. Strana questa cosa, no? Perché voi collegandovi alle ore 20 sul 13
fate non felice, ma de più questo piccolo omino, l'Homo erectus. Di Neanderthal. Di Volete Neanderthal. sapere che il nome... Basta, grazie a tutti, ciao! Se volete rivedere questa puntata alle 23:30. Ci vediamo martedì, martedì. Grazie! Ciao!